poche. Dottor Marchette, poi parleremo anche di qualità della vita post-intervento, post-terapia e quanto anche lo IOV si dedica a questo tipo di ricerca. Io dicevo, 5 premi dello IOV sono stati pubblicati dei risultati veramente molto importanti. Risultato storico definito per l'Istituto Oncologico Veneto, in aumento sia le contribuzioni per un totale di 3.067.624 euro, sia i contribuenti 58.743. Lo IOV si conferma al primo posto in Veneto e al 10° posto a livello nazionale. Sì, infatti, cioè questo è un grosso risultato, è un po' un riconoscimento anche dell'attività che viene fatta e della bontà della struttura, nel senso che le persone ovviamente sono sensibili alla problematica, ma sono sensibili anche al tipo di trattamento che hanno ricevuto, quindi se c'è un riscontro in questo senso... È gratificante anche per voi. Esatto, vuol dire che effettivamente abbiamo, tra virgolette, operato bene e che c'è un alto grado di soddisfazione. Quindi l'obiettivo è quello ovviamente di cercare di andare sempre oltre, perché sono soldi che non vengono utilizzati per comprare i tappeti dello studio, insomma, no? Sono soldi dello studio dei medici, ma sono soldi che vengono utilizzati proprio per migliorare costantemente l'attività di ricerca, l'attività di assistenza, l'attività di recupero dopo l'intervento chirurgico, dopo le terapie. Quindi diciamo che è importante quello di avere una disponibilità economica che ci consente di muoverci e con una certa anche autonomia da questo punto di vista. E soprattutto cercare le attrezzature costano cifre mostruose, capito? Quindi il fatto le attrezzature vengono acquistate dalla regione, vero? In parte dalla regione, però in parte c'è anche un contributo da parte dell'istituto. E quindi... per voi è importantissimo avere attrezzature di diagnostica? Di diagnostica, ma anche di sala operatoria, faccio per dire, no? Che devono essere costantemente rinnovate, cioè se noi non possiamo operare con le stesse attrezzature che avevamo 20 anni fa. Faccio per dire, adesso stiamo cercando sempre di più di utilizzare anche l'ecografo intraoperatoriamente per delimitare bene le dimensioni della lesione e i margini, perché il fatto di fare un intervento chirurgico di tipo conservativo, se hai i margini liberi da malattia, vuol dire non dover rioperare la donna. Quindi avere un ecografo performante e riuscire a fare un'ecografia intraoperatoria che sia molto valida dal punto di vista diagnostico consente di ridurre il rischio o la percentuale di donne che poi hanno margini positivi e che devono essere rioperate. Adesso l'obiettivo è quello di essere sotto il 10% delle donne che vengono rioperate. Nell'ultimo anno siamo arrivati intorno al 7-8%, quindi vogliamo abbassare ulteriormente questa percentuale, perché il reintervento è sempre un momento molto negativo per una donna, insomma, quindi riuscire a abbassare molto queste percentuali vuol dire avere un percorso ben definito, avere delle attrezzature anche che consentono di fare una diagnosi accurata anche intraoperatoria. Quando parliamo di interventi demolitori, molte volte è associato ai casi di tumori con la componente genetica ereditaria, no? Almeno questo nel sentire comune. È così, dottore? Ed è quindi quando una persona viene diagnosticata il famoso BRC, cioè, deve aspettarsi, questa è la prospettiva unica o dal punto di vista chirurgico c'è altro? Stessa domanda poi la girerò alla dottoressa. Un attimo solo che c'è un messaggio: persone straordinarie, ho incontrato allo IOV, un grazie di cuore al dottor Marchette per quello che ha fatto e farà. Giancarla da Treviso. E ringraziamo la signora Giancarla di averci scritto. Prego, dottore. Sì, il discorso del BRCA è un percorso particolare, quello che la donna deve seguire quando ha una diagnosi di questo genere, perché la diagnosi può essere fatta a donne che hanno un tumore in sede, quindi che devono essere operate per il tumore e che contestualmente hanno anche il problema dell'alterazione genetica, ma può essere fatta anche a donne tra virgolette sane, cioè donne che hanno soltanto l'alterazione genetica e per le quali viene proposto un determinato tipo di intervento allo scopo di abbattere il rischio, perché questo è il significato dell'intervento demolitivo. E ancora questa la diciamo, indicazione principale. Poi si può discutere sul fatto, e alcuni lo propongono, di fare comunque magari un intervento più conservativo nelle donne che
hanno, ugualmente anche nelle donne BRCA, però al momento l'indicazione principale è sicuramente quello di fare la mastectomia profilattica, e poi contestualmente va fatta il trattamento della parte ovarica, quindi bisogna pensare che in questo tipo di tumori c'è la parte, diciamo, mammaria, ma c'è anche la parte ginecologica, e allo IOV per esempio abbiamo cominciato ormai da un po' di anni, ma soprattutto in quest'ultimo periodo, a proporre, quando c'è indicazione, perché non tutte le donne hanno indicazione a fare l'intervento nello stesso momento l'intervento alla mammella e l'intervento a livello ovarico, ma quando si può e c'è indicazione si può fare un intervento contestuale, cioè nell'arco della stessa seduta operatoria facciamo sia la parte ginecologica, e questa viene fatta in collaborazione con i ginecologi dell'azienda ospedaliera di Padova, sia la parte senologica, quindi l'intervento demolitivo viene fatto in maniera completa. Questo è un vantaggio per la donna, perché una donna che ha questa necessità, queste indicazioni, fa un intervento solo, evita la doppia anestesia, evita una tempistica doppia per quanto riguarda i tempi di attesa, eccetera eccetera. Manca pochissimo, un minuto e mezzo dal punto di vista invece terapeutico, dovremmo parlarne ore. Sì. Facciamo un'altra puntata. Esatto, faremo un'altra puntata, esatto. Prego, dal punto di vista terapeutico, nel caso appunto di ereditarietà, che percorsi ci sono? Sì, il percorso fondamentale è sicuramente quello ovviamente che porta alla diagnosi di alterazione, di mutazione patogenetica appunto dei geni BRCA1 e BRCA2, e oggi ci sono dei trattamenti che possiamo associare al trattamento standard, farmaci che si chiamano inibitori di PARP, che di fatto potenziano l'efficacia dei trattamenti standard, e oggi hanno un'indicazione nelle situazioni di alto rischio di recidiva, perché si è visto che offrono una protezione aggiuntiva rispetto a quello che si fa col trattamento standard. Nonostante ci sia l'intervento demolitivo? Nonostante questo, per le donne con già la diagnosi di malattia. Nelle donne sane ovviamente, che hanno solo la necessità di fare la chirurgia di riduzione di rischio, questa rimane l'unico trattamento al momento che viene assolutamente proposto e utile. Buongiorno e vi ringrazio per l'argomento trattato. Diventa sempre più indispensabile fornire informazioni aggiornate alla gente e soprattutto far capire che tutto un mondo sulla ricerca si muove anche nella piccola Padova. Complimenti. Solo due parole, proprio che siamo verso la chiusura. La prevenzione alla fine ti aiuta tantissimo, tanto a voi quanto poi nell'intervento chirurgico. Sì, perché la prevenzione permette di fare una diagnosi in una situazione in cui il tumore è più guaribile con i nostri trattamenti sistemici, e anche più diciamo guaribile, più trattabile dal punto di vista chirurgico con interventi di tipo conservativo. E prevenzione vuol dire che cosa? Vuol dire autopalpazione, fare anche autopalpazione sempre, ma soprattutto aderire ai percorsi di screening proposti dalla Regione, che sono adeguati per età, sono adeguati per età, per rischio, quindi ci sono dei protocolli anche personalizzati nei soggetti che hanno un rischio maggiore per storia familiare o condizioni, quindi bisogna assolutamente aderire ai percorsi. Io vi ringrazio tantissimo, grazie dottor Segnini, grazie dottor Marchetto di essere stati qui con noi. Dovremmo ritrattare questo argomento perché c'è ancora tanto da dire, vediamo anche l'interesse da parte dei nostri telespettatori, e comunque se la puntata è stata interessante, tutto ringraziando i nostri ospiti e la partecipazione dello IOV. Ricordatevi, quando andate a fare la dichiarazione dei redditi, questo è periodo 5 per 1000 allo IOV per la ricerca, ma non soltanto per la ricerca, anche per l'assistenza, e poi come diceva anche il dottore, per la sala operatoria, per i macchinari, per una struttura sempre più all'avanguardia per tutelare la salute. Come si fa? Basta firmare nel riquadro della dichiarazione dei redditi ricerca sanitaria e inserire il codice fiscale dello IOV che trovate, oppure lo potete trovare anche col vostro cellulare quando andate a fare la dichiarazione dei redditi. Al momento tirate fuori il codice fiscale dello IOV, lo scrivete 5 per 1000. Io vi ringrazio i nostri ospiti, vi auguro buon lavoro a voi, perché so che ne avete tantissimo, e a voi naturalmente buon proseguimento. Rivedete in replica la nostra puntata. A presto.